ho preso volentieri la bandiera che mi ha dato Luca Zaia e la considero un elemento che aiuta l'Italia. A Verona, per la chiusura di Vinitaly, il governatore Luca Zaia estrae da un cofanetto la bandiera del Veneto e la dona al premier Matteo Renzi, che prima ci scherza su e poi accetta con naturalezza il vessillo di San Marco. Non c'è il tanco, c'è la bandiera e basta, senza tanco. Reazione che a Zaia è piaciuta. Renzi ha dimostrato di non essere indifferente alla questione veneta. 1100 anni di storia è un segno di grande rispetto nei confronti di veneti, quel rispetto che ad esempio non hanno le istituzioni dello Stato presente in Veneto, che non espongono la bandiera. Esporre la bandiera del Veneto vuol dire rispettare i veneti e inchinarsi davanti a un popolo che ha dato tanto e dà tanto all'Italia. Quella sulla modifica dell'articolo 5 della Costituzione non è una discussione astratta, ha detto Renzi. Massimo rispetto per il Veneto, la sua storia e i sacrifici che ha compiuto. È da qui che l'Italia può ripartire. Sono orgoglioso di ricevere una bandiera del Veneto perché considero il Veneto un punto di riferimento straordinario per il nostro Paese. Considero il Veneto una regione che può essere una locomotiva per uscire da questa crisi. Considero il Veneto una politica, non è ragazzi, e considero il Veneto una degli asset perché l'Italia cambi davvero. Che questo avvenga attraverso le procedure democratiche mi sembra del tutto doveroso e naturale e anche pleonastico da ripetere.